ragazzi e bentornati ad una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. Navigare sicuri in rete. Le indicazioni dell'esperto. Teatro Lab, un nuovo gruppo di teatro. Il libro della settimana. I nostri collaboratori esterni sono stati dal sindaco di Marostica. Siamo tornati da Chiara Sgarbossa per scoprire un altro animale particolare. Non cambiate canale! Oggi siamo qui con il dottor Roberto Morello dall'associazione Bimbi in Rete per parlare di internet e come navigare sicuri. Buongiorno dottor Morello, da cosa nasce l'idea di questa associazione? Buongiorno a te, grazie per l'invito. Questa associazione è nata nel 2009 perché una bimba di 8 anni, un po' più piccolina di te, una sera mi ha contattato in Facebook, erano le 8. Allora con un insieme di amici abbiamo deciso di fondare questa associazione e che ci porta ormai circa 60 serate all'anno in tutto il Veneto e il Friuli, e ci stiamo un po' spostando nel resto d'Italia per parlare di questi problemi. È vero che la rete è così pericolosa? La rete è un mondo e come tutti i mondi ha un lato pericoloso e un lato molto bello. Diciamo che la rete va rispettata come si devono rispettare le persone e le cose in questo mondo. Come ci si può difendere? Dalla rete ci si può difendere ponendo sempre molta attenzione alle cose che si fanno, sapendo che quello che è sbagliato in questo mondo è anche sbagliato in rete, quindi bisogna imparare a comportarsi bene in rete come ci si comporta bene in questo mondo. Se abbiamo dei problemi e qualcuno ci infastidisce nel mondo virtuale, a chi dobbiamo rivolgerci? Sicuramente agli adulti, quindi a mamma e papà, agli insegnanti, agli educatori, a Bimbi in Rete, oppure alla polizia e ai carabinieri, che sono persone preposte per risolvere questi problemi. Quale fenomeno pericoloso è più frequente tra i ragazzi e le ragazze? Allora, in questo momento le cose più pericolose che stiamo vedendo sono quei gruppi in WhatsApp dove voi vi offendete gli insegnanti, offendete gli adulti, ed è una cosa sbagliatissima, perché tutto ciò che si scrive è una cosa che rimane, quindi gli adulti possono leggere ed eventualmente anche sporgere denunce del caso. Poi ci sono i fenomeni legati al cyberbullismo, quando questi fenomeni vanno oltre alle singole offese, ma molte persone, molti ragazzi offendono un ragazzo o una ragazza. E poi abbiamo delle persone come gli orchi che hanno intenzione di farvi del male approfittando della vostra ingenuità e spacciandosi per ragazzi o ragazze attraverso una figurina digitale. Quindi bisogna stare molto attenti alle amicizie che si fanno in rete. Che strumenti utilizzate per incastrare gli imbroglioni? Per incastrare gli imbroglioni ci si finge imbroglioni e quindi ci si maschera da ragazzo per carpire la loro amicizia. Come si capisce che una persona ti sta manipolando? È molto difficile, bisogna essere molto intelligenti e capire che si stanno facendo delle cose sbagliate che prima magari non si sarebbero fatte. Grazie dottor Morello per la sua disponibilità e mi raccomando ragazzi, occhi ben aperti. I nostri collaboratori esterni, i ragazzi della classe prima della scuola media di Rosara, sono andati ad intervistare il sindaco di Marostica, la signora dalla Valle Marica. L'intervista sarà spezzata in 2 parti, ecco la prima. Ragazzi, a voi la parola. Grazie della parola. Lei è il primo sindaco donna della città di Marostica. Che significato ha, secondo lei, questa novità nel panorama politico della città? In qualche modo sono l'espressione di quanto previsto dalla Costituzione. Sono una donna, sono una cittadina libera, posso votare e posso anche amministrare una comunità. Quali erano i punti più importanti del programma che lei ha presentato nella sua campagna elettorale?
I punti possiamo riassumerli in 2 temi principali: il territorio e le persone. Cercare di valorizzare le bellezze e il patrimonio della nostra comunità marosticense e soprattutto dare grande rilievo alle persone, alle associazioni di volontariato, a tutto il lavoro che svolgono. Quali tra questi punti di questo programma sono stati realizzati e quali invece non sono ancora completi? Allora noi stiamo amministrando da circa 3 anni, stiamo portando avanti dei progetti a 360 gradi, alcuni cominciano già a vedersi realizzati, ad esempio molti più turisti visitano Marostica, stanno scoprendo e valorizzando il nostro territorio, altri per quanto riguarda i servizi alle persone li abbiamo raggiunti ad esempio nel mantenere vive tutte le scuole delle nostre comunità, nel creare nuovi servizi per fasce di popolazione diverse, in questo caso gli anziani. Che programma di cambiamento che riguarda le scuole del territorio? Allora, quello che cerchiamo di fare è di mantenere vive tutte le scuole di comunità che già esistono, quindi ogni frazione può contare in una scuola e ogni scuola può proporsi in maniera diversa dall'altra. Che cosa si può fare per mantenerle in vita? Per mantenerli in vita abbiamo bisogno che tutta la popolazione che abita dentro il comune di Marostica continui a migrare, come succede adesso. Nella scuola di Crosara ci sono ragazzi che lo frequentano che non vengono soltanto dalla comunità di Crosara, ma vengono anche da Marostica, da San Luca, da altre comunità, così come nella comunità di Marsan ci sono bambini che abitano ad esempio in capoluogo e si dirigono verso quella scuola. Si parla tanto in questo periodo di buona scuola. Quali dovrebbero essere, secondo lei, le caratteristiche di una buona scuola? Dobbiamo essere in grado di aiutare i nostri ragazzi a crescere, ma anche di sostenere le loro famiglie, perché l'avventura della scuola non è un'avventura del singolo, è un'avventura di tutta la comunità. L'inquinamento è attualmente uno dei problemi più gravi che riguardano l'intero pianeta. Quali aspetti del problema sono stati rilevati anche nel territorio di Marostica? Noi teniamo costantemente controllati quelli che sono i valori delle polveri sottili, sapete se ne è parlato molto anche nella stampa. Abbiamo invitato la popolazione a usare una mobilità sostenibile, quindi a poter camminare e usare la bicicletta quando è possibile e quindi diciamo che questo territorio in qualche modo ha risposto in maniera attenta anche già a questo consiglio. Come si sta tentando di affrontarli e di risolverli? Allora, ad esempio, abbiamo fatto un'ordinanza sindacale che adesso è stata revocata, però quando le polveri sottili così esprimevano dei valori che potevano destare qualche attenzione, abbiamo chiesto ai contadini di non bruciare le ramaglie, perché le ramaglie che venivano dal taglio di boschi piuttosto che dalla potatura degli alberi potevano creare qualche problema alla nostra atmosfera e devo dire che tutti hanno risposto in maniera molto corretta e attenta. Martedì prossimo, 8 marzo, si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Una giornata molto importante dal punto di vista storico, perché ricordiamo sia le conquiste sociali e politiche, sia le discriminazioni e le violenze a cui sono oggetto ancora oggi le donne in tutte le parti del mondo. Sapete perché in Italia l'8 marzo si regalano le mimose? Perché dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'8 marzo del 1946, la parlamentare Teresa Mattei propose di usare la mimosa, che fiorisce proprio nei primi giorni di marzo, come simbolo della Giornata Mondiale della Donna. Ciao ragazzi, abbiamo scoperto un gruppo di teatro molto interessante. Ciao, come è nata l'idea di questo gruppo teatrale? Diciamo che è nata in un modo piuttosto particolare e anche assai originale. Siamo partiti con il Greste di San Zeno e l'abbiamo proposto per 2 anni. Il laboratorio teatrale e questa attività è stata proposta 2 anni fa, ma non ha riscosso un grande successo. Al contrario, quest'estate, l'abbiamo riproposto per 2 settimane, al termine delle quali facevamo uno spettacolo teatrale sulla Prima Guerra Mondiale. Dopo averlo fatto abbiamo chiesto alla nostra istruttrice di teatro, Anna Maria Bortignon, se la nostra passione poteva andare oltre il Grest e lei ha accolto felicemente questa nostra proposta. In quanti siete nel vostro gruppo?
E come la pensi? Noi siamo in 9 in tutto e devo dire che questo gruppo mi piace veramente molto perché siamo veramente molto affiatati e molto uniti. Che spettacolo avete preparato? Beh, diciamo che noi ne abbiamo fatti parecchi, con ad esempio verso settembre dell'anno scorso abbiamo fatto 3 spettacoli in 3 case di riposo qui ad Ossano e dopo in ottobre siamo andati anche al teatro di Fontaniva, a novembre al teatro di Bolzano Vicentino e a dicembre siamo andati a Crosara di Marostica. E cosa pensate di questa esperienza? Allora, a me piace fare teatro perché mi dà l'opportunità di esprimermi meglio e di contare più su me stessa, insomma, e grazie a questa passione ho conosciuto nuovi amici con cui ho stabilito un buon legame. Che emozioni provate quando siete sul palcoscenico? Beh, nei primi spettacoli era tutto quanto molto agitato, eravamo agitati perché era la prima emozione che provavamo, insomma, quella di esibirci al pubblico. E poi nel passare del tempo siamo stati molto più naturali e non meccanici come nei primi spettacoli. Che cosa pensi di questa esperienza? A me teatro piace moltissimo perché ci si diverte molto e si ride, si scherza, si imparano cose nuove e anche perché ci ritroviamo tutti insieme a fare qualcosa che ci piace, una passione comune. Cosa ne pensi di questa esperienza? Subito dopo la prima lezione ho scoperto questa passione che non sapevo di avere e mi sono divertito molto, soprattutto con gli esercizi che ci faceva fare l'Anna, e sono migliorato molto anche sulla scioltezza quando parlo e anche sui discorsi. Che cosa ne pensi di questa esperienza? È stata un'esperienza fantastica, specialmente perché questo gruppo l'ho sempre conosciuto fin da quando ero piccolo e non abbiamo avuto difficoltà a comprenderci tra di noi. E tu? È molto divertente e mi piace anche perché alla fine di ogni esercizio siamo liberi di esprimere un nostro pensiero. Siamo qui con Anna Maria Bortignon che segue questo gruppo. È rivolto a tutte le età? Sì, il teatro è rivolto a tutte le età. Questo gruppo sono in 9 e prosegue molto bene. Ci sono anche bambini e adulti che frequentano il nostro laboratorio. Può iscriversi in chiunque? Sì, chiunque può iscriversi, basta andare sul sito www.rabbithole.it e lì trova tutte le informazioni per seguire i nostri laboratori. Per oggi abbiamo finito, alla prossima! Mi chiamo Christian. Mi chiamo Emma. Mi chiamo Marco. Il libro che vi presentiamo oggi è Il coccodrillo enorme. L'autore si chiama Roald Dahl. Quest'anno ricorre il centenario della sua nascita. La casa editrice è Nord-Sud. Il protagonista è un coccodrillo davvero enorme che ha un solo desiderio: mangiare un succolento e cicciottello bambino, anzi più di uno. Stufo dei pesci fangosi, attraversa il bosco per realizzare il suo scopo. Invano il coccodrillo così, l'ippopotamo panciapalla, l'elefante bombardone e la scimmietta zompalà cercheranno di fermarlo. Il coccodrillo è tenace e cercherà di ingannare gli indifesi bambini, riuscendo a mimetizzarsi in 1000 modi e nelle forme più strane. Ma non temete, i bambini verranno soccorsi da validissimi alleati. I bambini che leggeranno questa breve ma accattivante storia troveranno da divertirsi con i guai e le malefatte di questo enorme coccodrillo. Mentre lo stile divertente ed ironico dell'autore
ancora una volta dimostra quanto Roald Dahl stia sempre dalla parte dei bambini. La lettura del libro è adatta dai 6, 7 ai 10 anni, ma piacerà sicuramente anche a tutti quei lettori che amano lo stile di Roald Dahl. Ciao Chiara, che tipo di rettile è questo? Questo è un camaleonte Melleri, è il camaleonte originario dell'Africa, è il camaleonte più grande che esiste, infatti raggiunge anche i 60 centimetri e un peso anche di 400 grammi nel maschio. Di solito i camaleonti vivono in posti caldi, qui da noi soffrono. Non devono soffrire proprio perché li devi creare un habitat adatto a loro. Loro vivono in un ambiente ad esempio tropicale, quindi innanzitutto dovrei creargli una teca di vetro con delle prese d'aria che sia abbastanza grande per l'animale stesso, quindi questo è un animale abbastanza grande, devi avere una teca grande e sviluppata in altezza per i camaleonti, che deve avere un ambiente molto umido, quindi bisogna sempre spruzzare con l'acqua. Poi ci sono degli altri sistemi che si possono anche utilizzare perché ci sia l'ambiente umido. In ogni caso è un ambiente creato appositamente per lui, con delle lampade calde che devono appunto scaldarlo perché è un animale africano, e una lampada che è importantissima per tutti i rettili, che deve fare da raggi solari, perché loro senza i raggi solari non possono vivere. Quali sono i rettili più pericolosi che abbiamo in Veneto? I rettili che mi risulti è la vipera, che però non è detenibile in cattività, essendo un animale autoctono, non si può detenere in casa e poi è velenosa, quindi non la consiglio da tenere, e basta, la vipera. Che tipo di rettili sono questi? Questi sono dei draghi barbuti o Pogona vitticeps, che sono dei rettili australiani, vivono prevalentemente nel deserto. Anche questi si nutrono di insetti e però vivono in ambiente secco, perché ovviamente il deserto non è sicuramente umido, e raggiungono una dimensione anche di 40-50 centimetri, dipende se maschio o femmina. E poi hanno dei vari colori, c'è quella rossa, c'è quella gialla, c'è quella grigia, ecco, dipende sempre un po' dall'areale dove provengono. Grazie Chiara e Angelo per la vostra disponibilità. A voi la linea studio. Domenica 3 aprile, in centro a Bassano, c'è una manifestazione imperdibile. È la città dei ragazzi. Non mancate! Se avete idee o curiosità, scriveteci alle email o al numero che vedete. Ci vediamo ogni domenica, sempre qui su Rete Veneta alle 14:30. Per oggi è tutto, ciao, alla prossima!